Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Parliamo di elezioni, in questo caso elezioni europee. Abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite Salvatore Sasso De Ida. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Allora, Sasso è candidato alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno prossimi nelle liste di Fratelli d'Italia per il collegio insulare, ovvero Sicilia e Sardegna. Iniziamo questa chiacchierata con Sasso parlando di temi programmatici, ovviamente. Il primo che ci viene in mente è quello che riguarda i trasporti, in particolare i trasporti da e per le isole, visto che parliamo dei collegi. Che cosa si può fare, che cosa Sasso vuole fare? Noi abbiamo incominciato in questi 18 mesi di legislatura alla Camera dei Deputati, anche in collaborazione con i componenti sardi dell'opposizione, un lavoro per indagare su quali erano le cause del caro biglietti aerei, qual era il motivo perché le compagnie aeree limitassero comunque le tratte da e per le isole, soprattutto per la Sardegna. Abbiamo visto comunque che gran parte dei problemi nascono dall'Europa, non solo perché c'è una normativa sulla concorrenza che non tiene conto dell'insularità e delle condizioni particolari degli isolani, ma soprattutto anche per questo Green Deal, dove hanno messo delle tasse alle compagnie aeree e anche alle compagnie marittime proprio perché li ritengono mezzi inquinanti, quindi chi viaggia inquina di più, emette più CO2, quindi hanno messo delle tasse per limitare, senza tener conto che però il viaggiare dalle isole non è un fatto che uno può scegliere o no, è una nostra esigenza. Per quanto riguarda i trasporti è un tema importante, ma lo è altrettanto anche perché tu storicamente sei sempre stato molto vicino alle forze armate e alle stellette. Il secondo tema riguarda la difesa, perché anche nei comunicati che sono usciti a firma tua c'è il discorso legato ai fondi che vengono stanziati per le forze armate, però sono inseriti all'interno del patto di stabilità. Sì, molto spesso in Italia si fa confusione, ma anche in Sardegna, che le spese della difesa sono per fare la guerra o per le armi. No, è sbagliato, perché noi dobbiamo ricordare a tutti che le nostre forze armate garantiscono la pace, intervengono per garantire la pace, sono stimate nei teatri internazionali, per esempio in Libano come in Kosovo, proprio perché garantiscono la tranquilla convivenza anche di fazioni che prima erano in lotta e in guerra. Quindi noi dobbiamo garantire al nostro personale militare un benessere, anche una condizione di conciliare la vita lavorativa con la famiglia, perché molto spesso è molto difficile per chi è marina militare, per chi è nell'esercito. Dobbiamo garantirgli comunque una condizione migliore. Per quello noi chiediamo all'Europa, visto anche le tensioni geopolitiche che si stanno sempre più avvicinando all'Europa, cioè abbiamo una guerra in Europa dove l'Italia non partecipa direttamente, i paesi dell'Unione Europea non partecipano direttamente, però dobbiamo garantire comunque un sostentamento e dobbiamo garantire ai paesi una difesa comune. Per questo chiediamo che l'Europa non lasci ai soli Stati membri questa spesa, ma garantisca comunque un sostentamento su quello che è una difesa comune europea. L'Italia è una terra di confine per l'Europa, quindi deve garantire una maggiore elasticità. Un altro tema programmatico dei punti chiave che Sasso De Ida vuol portare in Europa riguarda il commercio marittimo, e non è un mistero che le merci che arrivano e che partono da e per le isole, ripeto, non solo la Sardegna, ma anche la Sicilia, insomma, il tema è che molte volte costano troppo perché ci sono dei carichi che ovviamente incidono sui prezzi. Come intervenire? Prima di tutto abbiamo chiesto alla Commissione europea, anche con la commissaria europea dei trasporti, di escludere dalle isole, le tratte che partono o arrivano nelle isole, da questa tassa, l'ETS, che è praticamente una tassa che le compagnie pagano per la transizione verde. Ritorniamo su questo tema, perché le compagnie marittime emettono CO2 devono pagare una sorta di tassa su tutte le tratte che loro intraprendono. Quindi noi chiediamo che le isole vengano escluse da questa tassazione, ma soprattutto che diano alle compagnie i mezzi necessari per cambiare il proprio carburante, non più carburanti fossili, ma magari il metanolo o quello che il biofuel, non solo l'elettrico. E soprattutto io sono molto orgoglioso di quello che per esempio sta accadendo nel Portocanale di Cagliari. Le isole e soprattutto la Sardegna possono diventare un ponte di collegamento tra l'Africa e il Nord Europa e l'Europa orientale, quindi
stiamo cercando di inserire la Sardegna in quel piano Mattei che il governo Meloni sta portando avanti proprio affinché le compagnie vedano la Sardegna come piattaforma naturale per il commercio marittimo per collegare i diversi continenti. Questo sta avvenendo a piccoli passi, non vendiamo sicuramente grandi promesse o fumo, perché questo bisogna concretizzare, dobbiamo andare molto cauti perché il mercato del settore marittimo è molto instabile o comunque molto concorrenziale, quindi dobbiamo andare lavorare con serietà, con progetti concreti, e questo stiamo riuscendo a farlo grazie anche alla nostra vicinanza verso l'Africa. Abbiamo parlato di continuità, abbiamo parlato di commercio, non possiamo non parlare di agricoltura, visto che comunque anche i temi sono strettamente correlati. È innegabile che negli ultimi anni si è parlato tanto di quello che l'Europa sta imponendo, tra virgolette, ai Paesi membri, Italia fra i tanti. Si farà, cioè, come poter tutelare il prodotto agroalimentare, le eccellenze, in questo caso delle isole, ma potremmo dire di tutta Italia, considerando che appunto l'Europa lo dice, questo è quello che bene o male è il mantra. L'Europa purtroppo ha pagato, ha dato dei finanziamenti agli agricoltori perché affinché non coltivassero, addirittura poi pubblicizzavano il fatto che comunque ci sono meno campagne coltivate e stanno crescendo le foreste, ma questo non è un dato naturale, ma perché c'è l'abbandono delle campagne da parte delle persone, dei cittadini, dei giovani, e questo non è un dato sicuramente positivo. Noi invece dobbiamo far tornare i giovani a coltivare le campagne, riuscendo a indirizzare con finanziamenti anche a quelle che sono le culture magari maggiori produttive. Faccio un esempio: in Sardegna non coltiviamo per esempio la filiera dell'orzo, per esempio per la produzione anche della birra. Noi abbiamo uno stabilimento, questo dell'Heineken, che produce l'Icnusa, ma tanti anche micro birrifici. Sarebbe opportuno dei finanziamenti specifici, e quello può essere, possiamo lavorarci sulla cultura dell'orzo per la produzione della birra. Importiamo molto dagli altri stati, quindi delle filiere specifiche, dei finanziamenti specifici, e anche quello di alleggerire quello che è il carico burocratico in quello che sono i grandi finanziamenti che l'Europa dà per l'agricoltura, perché molto spesso le dimensioni delle nostre aziende non consentono un accesso facilitato a questi finanziamenti. Quindi una semplificazione, ma soprattutto anche poi un indirizzo specifico, ricordando che per esempio la Sardegna ha un allevamento degli ovini abbastanza elevato, e quindi dobbiamo cercare di far capire che la PAC deve andare in quel senso. Ovviamente il discorso della avvicinare o dare chiarimenti, servizi ai cittadini nell'espletamento delle pratiche burocratiche significa in qualche modo avvicinare l'Europa al cittadino. Sì, dobbiamo capire comunque che le dimensioni delle nostre aziende non consentono comunque un carico burocratico, ma anche a volte degli oneri che sono chiamati a pagare, che soprattutto con la stretta al credito che molti istituti bancari fanno. Quindi dobbiamo cercare di agevolare questo, l'accesso al credito, dobbiamo cercare di agevolare i nostri professionisti, anche che ci sono molto validi nei finanziamenti europei, a venire in contatto con le aziende. Parlando di programma, a proposito di agricoltura, anche qui tema strettamente legato è quello dell'ambiente, tema green di cui tutti si riempiono la bocca, però poi nei fatti si fa sempre troppo poco, soprattutto dalle parti dell'Europa. Ecco, per quanto riguarda la politica, potremmo dire energetico-ambientale, perché non è un mistero, entro il 2025 in teoria il carbone fossile dovrebbe essere assolutamente tolto da tutti i processi produttivi e quello che c'è in giro, però di fatto ancora si fa fatica forse a digerire questa cosa. Quali sono eventualmente le fonti alternative e come Sasso de Ida potrà incidere all'interno della politica europea? Nella Commissione Trasporti abbiamo già chiarito che l'elettrico sicuramente può avere un futuro, è un elemento imprescindibile, ma non può essere esclusivamente la fonte energetica su cui facciamo affidamento. L'idrogeno è un'alternativa, il biofuel è un'alternativa ancora. Ci sono tanti mezzi dove la ricerca li stanno portando avanti, stanno studiando. Ci sono tanti studi accademici che aiutano, anche il nucleare pulito comunque non deve essere scartato, perché comunque anche sul fotovoltaico e l'eolico, che in Sardegna in questo momento si dibatte molto, dobbiamo anche renderci conto che per sostenere il nostro fabbisogno energetico tutta la Sardegna non basterebbe. Ecco, prima di tutto adesso questo faccio un appello alle regioni di collaborare col governo, individuare le aree idonee
per quello che sono il fotovoltaico e l'offshore, quello che è anche l'eolico, non lasciare invece campo libero a qualunque domanda e qualunque territorio. Ecco, dobbiamo collaborare, una parola sola, neutralità tecnologica, non dobbiamo avere solo una fonte energetica. Il 2025 l'Europa ha sbagliato a mettere un vincolo così stretto, perché poi non avevamo i tempi nelle aziende, negli stati comunque per strutturare la società per arrivare a questo obiettivo. Dovevamo invece aiutare senza vincoli così ideologici. Ecco, si parla molta ideologia, a volte invece ci deve essere veramente una neutralità e anche un pragmatismo che aiuti le aziende ad affrontare questa transizione verde. Parlando un po' più strettamente di politica, tu stai girando in questa campagna elettorale palmo a palmo tutta la Sardegna e ovviamente anche la Sicilia, però conciliando anche con gli impegni ovviamente da deputato. Qual è il sentiment, come si dice in giro, qual è il clima che trovi parlando con le persone? Di che cosa in particolare chiedono la vicinanza in questo caso di Salvatore Sassodeida? Ecco, in Sardegna c'è la grande preoccupazione su questo del futuro energetico. Sono molto spaventati da questa invasione, comunque si parla di questa invasione di pale eoliche nel proprio territorio, soprattutto anche di energia fotovoltaica. Vogliono chiarezza, vogliono sincerità, non vogliono che noi politici parliamo di programmi, che non ci scontriamo, non dobbiamo parlarci addosso. Io sono testimone che ho fatto i complimenti ad Alessandra Todde appena ha vinto, siamo amici con Alessandra, il presidente, abbiamo idee contrapposte, ma possiamo lavorare insieme, ognuno dalle proprie posizioni. Questo ci chiedono i cittadini, non scontrarci su prese di posizioni ideologiche, ma lavorare uniti per il bene della Sardegna. Siamo in chiusura, non è un mistero, l'abbiamo visto in queste ultime tornate elettorali, quindi non solo le scorse regionali, ma anche in passato, che ahimè, parlo della Sardegna, ma potremmo dire il trend è nazionale, un cittadino su due mediamente non va a votare. Ecco, se vogliamo fare anche un appello al voto e far capire l'importanza di andare a votare. È importante andare a votare perché comunque anche se è una piccola percentuale poi avviene una decisione, quindi se veramente si vuole fare un voto di protesta, se si vuole, non si è d'accordo per esempio con Fratelli d'Italia, si vada a votare l'altra parte politica o le altre parti politiche. L'importante è andare a votare, partecipare, far sentire la propria voce e anche avvicinarsi di nuovo alle scuole di partito, alle sedi di partito. Noi stiamo facendo un grande lavoro col nostro movimento giovanile a partire dalle scuole, perché è importante che nella società, anche a livello europeo, ci sia una presa di coscienza, perché si prendono decisioni che riguardano la vita di tutti noi. Quindi è meglio partecipare, è meglio far sentire la propria voce, lo si può fare. Io molto modestamente ho dimostrato, penso che venendo da una scuola di partito, dalla militanza, sono arrivato in Parlamento, sono riuscito anche ad ottenere soddisfazioni con provvedimenti approvati, progetti di legge approvati, far sentire la nostra voce. Come ci sono riuscito io, questo voglio dire, ci possono riuscire tutti con l'impegno e la dedizione, quindi non bisogna abbandonarsi al disfattismo. Per concludere, facendo tutti i gesti scaramantici del caso, dovendo entrare in Europa, al Parlamento europeo, quanta esperienza o quanto di quello che hai vissuto in questi anni come deputato porteresti? So che entrando in Europa, proprio frutto di questa esperienza, non prometto che farò miracoli, ma so dove devo andare a incidere, so dove devo andare a cambiare i trattati europei sui trasporti, soprattutto riguardante le isole, quindi sono 2 o 3 punti ben definiti che in una legislatura si possono raggiungere, quindi non il libro dei sogni, ma so concretamente quello che bisogna fare e sono contento che se io entro in Europa al mio posto entrerà una valida amministratrice locale di un comune come Seui, sarebbe rappresentante in Parlamento il comune di Seui, ma anche tutta la Barbagia di Seulu, quindi quelle zone interne che spesso dicono di essere abbandonate e giustamente lamentano questo abbandono, invece noi le possiamo portare in Parlamento. Diciamo che è Manuela Allai, giusto? Manuela Allai, amministratrice di Seui. Allora, io ovviamente ringrazio di cuore e faccio in bocca al lupo a Salvatore Sassodeida, ricordo ancora una volta, candidato alle elezioni europee, collegio Sicilia-Sardegna, le elezioni dell'8 e del 9 giugno prossimi, quindi in bocca al lupo. Grazie mille anche per lo spazio e per, ecco, il tuo lavoro è molto prezioso perché comunque diffonde la politica di tutti gli schieramenti e questo fa piacere molto.
Grazie ovviamente dei complimenti, grazie ancora a tutti voi che ci avete seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra. Grazie ancora. Grazie.